Un'interessante iniziativa per ricordare oggi il giorno della memoria e della legalità, un'iniziativa che riguarda due grossi centri, uno Licata e uno Palma di Montechiaro, ecco, due centri in cui sono avvenuti dei fatti sicuramente negativi. Ma abbiamo intanto scelto una data simbolica oggi per ribadire l'impegno del PD, dell'intero PD, contro la mafia e per la legalità. Abbiamo scelto due località, come dicevi tu, che sono state interessate in modo diverso da situazioni critiche in merito alla legalità, e quindi oggi inizieremo a Licata, Licata sospesa. Infatti qui con me c'è il segretario del circolo di Licata, e quindi parteciperanno tutti i deputati regionali, nazionali, e inoltre i due assessori Maria Robello e Nelly Scilabra. È un momento in cui il partito ribadisce il suo impegno rispetto a un tema che negli ultimi anni è rimasto un po' ai margini dell'agenda politica. Invece noi siamo convinti che dobbiamo ripartire proprio dalla legalità, perché senza la legalità non c'è sviluppo e non ci può essere nessun progresso. Per cui da lì lanciamo due iniziative, che sono una a sostegno di Di Matteo, quindi andremo a proporre a tutti i consigli comunali, attraverso i nostri consiglieri comunali, un ordine del giorno di solidarietà a questo magistrato, e poi un'altra iniziativa sulla trasparenza, perché dobbiamo capire che riavvicinare meglio la politica e le istituzioni ai cittadini è fondamentale, e la trasparenza è uno degli argomenti, è una delle situazioni che ci può consentire e sicuramente aiutare a creare un nuovo connubio tra cittadino e istituzione. La manifestazione partirà da Licata, come diceva il segretario, Licata che si è visto negli ultimi anni un centro dove sono successe tante cose proprio ai primi cittadini, ecco. Sì, infatti questo è il tema della manifestazione, diciamo, della peculiarità licatese, perché purtroppo Licata è interessata già da 4 anni, diciamo, da vicende che riguardano i primi cittadini, vicende giudiziarie che li tengono di fatto lontani dal governo della città.